Vuol dire che si sblocca il cantiere, che si riparte alla grande con i lavori e oggi il cantiere produce circa 15 milioni di euro di lavori al mese, si passerà a 40-50 milioni di euro, ci sarà un cronoprogramma e soprattutto l'infrastruttura consegnata ultimata a settembre 2020. Poco più di 3 anni al taglio del nastro della Pedemontana Veneta, lo ribadisce oggi con più forza il governatore Zaia dopo la firma ieri sera del contratto con il concessionario SIS. Un accordo migliorativo, come ripete l'assessore De Berti. Ma noi non ci siamo persi d'animo, convinti siamo andati avanti nella trasparenza più assoluta, perché tutte le carte quando siamo passati in Consiglio regionale sono state messe a disposizione di tutti. E così domani sarà cancellata dal bilancio di previsione 2018 la pretesa dell'IRPEF che doveva finanziare l'opera. Centinaia le persone assunte negli ultimi mesi per un totale di 1.200. Da subito si affronterà il nodo espropri. Il primo punto che è stato posto alla loro attenzione è programmi di pagamenti sugli espropri. Entro pochissimo tempo, parliamo di qualche giorno, una decina di giorni, ci dovrebbero fornire il programma dei pagamenti degli espropri già concordati. Lo stato dell'arte, lavori già iniziati lungo circa 80 km dei futuri 94 del tracciato. Tra le opere principali ci sono le 2 gallerie, quella di Sant'Urbano è ultimata, l'altra a Malo vedrà gli scavi nei prossimi mesi. Dopo il fatto luttuoso dell'anno scorso era stata posta sotto sequestro, sono state concordate con il Tribunale le modalità di ripresa dei lavori e stanno appunto provvedendo per la messa in sicurezza, secondo quanto concordato col Tribunale di Vicenza, per ripartire poi con lo scavo vero e proprio. L'accordo rivede i flussi di traffico scesi da 33.000 veicoli previsti nel 2009 ai 27.000 di adesso e un risparmio per la regione di 6,7 miliardi. Ma guardi, è tragica questa cosa, cioè tutte le infrastrutture si basano sulla certezza dei flussi di traffico, quindi sulle previsioni di traffico. Io ho scoperto che non esiste una realtà che li certifica e quindi non avendo nessuna realtà che li certifica tutto è opinabile, quindi tra qualche anno qualcuno potrebbe dire avete fatto più traffico, bravi, ne avete fatto di meno, qualcuno potrebbe dire avete sbagliato.